Andrea Seno torna al Treviso, stavolta come direttore sportivo. Il 46enne veneziano tra il 1988 e il 1990 indossò 65 volte la divisa bianco-celeste, segnando anche 23 gol, quindi proseguì la carriera nel Foggia, nell'Inter e nel Padova. Adesso dovrà riuscire nell'impresa, da lui definita non impossibile, di risolvere l'emergenza in cui è finita la squadra di Ruotolo, ultima in classifica, con solo 2 punti in 13 partite. Ottimista perché la squadra secondo me ha le capacità per uscire da questa situazione, la società vuole comunque intraprendere una strada di rinnovamento e quindi mi hanno convinto a imbarcarmi in questa avventura. Non vuole sentire parlare di retrocessione, Seno, presentato alla stampa dal segretario generale Casagrande. Vuole cedere 10 giocatori per ottenere un gruppo più compatto e motivato. Dalle cessioni il Treviso conta di poter investire i ricavi almeno in una punta, ma tra i compiti del Neo DS ci sarà anche la rimotivazione dei calciatori bianco-celesti, fanalini di coda, in classifica. Se riesci a formare un gruppo hai enormi possibilità, anche se magari un gruppo che non sia così elevato come qualità tecniche e agonistiche, ma se non hai il gruppo è meglio che neanche cominci, insomma. Prossimo impegno di campionato per il Treviso domenica prossima al Tenni contro il Lumezzane, squadra che Seno e Ruotolo hanno seguito domenica scorsa a Como. Sull'assetto societario al momento nessuna novità. Il presidente Corvezzo, ha detto Leandro Casagrande, è sempre alla ricerca di nuovi soci di minoranza.